La Regione del Veneto si costituirà parte civile al processo sulla vicenda Mose, lo annuncia il presidente Luca Zaia. La Regione, ricorda, è stata toccata da vicino dalla vicenda, insinuandoci nella fase processuale come promesso ai veneti chiudiamo un percorso. Abbiamo fatto esattamente quello che avevamo anticipato. La Costituzione per noi significa danni all'immagine, danni diretti, staremo a vedere poi nel dibattimento e nelle eventuali condanne cosa ne verrà fuori. La nostra partecipazione al processo, puntualizza il governatore, non sarà simbolica o d'ufficio, tant'è che per fugare ogni dubbio non sarà seguita dall'avvocatura regionale ma da un penalista col pedigree. Il nome lo stiamo decidendo in queste ore. Mi auguro, conclude Zaia, che cose come queste non accadano più. C'è chi dice che per evitarle bastano leggi più aggressive. Io invece ritengo che sia fondamentale un cambio culturale, investendo su etica, morale e formazione, perché se uno è ladro tale, altrimenti rimane. Sono naturalmente a disposizione se una delle parti mi volesse convocare in qualità di testimone. Di solito accade anche in questi processi, cose anche particolari che siano proprio gli indagati, coloro che sono oggetto di processo, che magari chiamino miriade di persone per avere poi delle dichiarazioni nei quali li siamo chiamati a dire ma lui non mi ha mai chiesto niente. Però insomma io sono a disposizione, nel senso che penso che la giustizia deve avere la collaborazione di tutti, quindi io ci sono.